L-Elemozinerija Apostolika huwa l-uffiċċju tas-Santa Sede minn fejn tamministra l-karità lil kull minu fil-bżonn f'isem il-Papa, l-Isqof ta' Ruma, il-Kap tal-Knisja Universali. Issa ħanidħol f'dan l-uffiċċju ħalli nibdew id-dokumentarju tal-lum. L'Elemozineria Apostolica è l'ufficio della Santa Sede che ha il compito di esercitare la carità a nome del Santo Padre. Possiamo dire da sempre esiste questo ufficio, anche se non portava questo nome. Dall'inizio, anche negli Atti degli Apostoli, sono stati scelti 7 diaconi per esercitare la carità. Qui a Roma abbiamo avuto grandi esempi di diaconi, San Lorenzo e il gruppo dei diaconi che aveva proprio questo compito, l'attenzione verso gli ultimi, e il Papa da sempre ha avuto l'attenzione verso i più poveri. Strutturalmente abbiamo testimonianze già intorno all'anno 1000, in cui ci sono già dei documenti. La figura dell'elemosiniera apostolica è anche una delle figure più antiche proprio della Curia romana, e questo ci dice l'attenzione che ogni Papa ha avuto per gli ultimi, per la carità, fino a Papa Francesco, che anche lui esprime veramente in modo forte questo comando e questa esigenza che è un'esigenza del Vangelo, della carità. Il-ħniena m'għandix tkun xi parentesi fil-ħajja tal-Knisja Kattolika. U għalhekk li l-laqgħa ta' Ġesu Kristu mal-adultera m'għandix biss tkun l-ikona tal-ġublew tal-ħniena, iżda wkoll l-istil tal-ħajja tan-nisrani. Minkejja li l-Porta Santa ġiet magħluqa mill-ġdid fit-tmiem is-sena tal-ġublew tal-ħniena, qalb in-nisrani għandha tibqa' miftuħa beraħ għall-atti tal-ħniena sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Il-Knisja sa mill-ewwel żminijiet tagħha dejjem ħasset il-bżonn u dejjem rat kif tkun viċin il-fqir u dawk li huma l-aktar emarġinati fis-soċjetà. Infatti jekk inqalbu fl-Iskrittura mqazza nindunaw li fl-ewwel żminijiet tal-Knisja l-Apostli ħassew il-bżonn li jażlu diakni sabiex jaqdu fl-imwejjed u jgħinu lil-romor u dawk li l-aktar li kienu emarġinati fi żmienhom. Allora nistgħu ngħidu li l-Elemozinerija Apostolika għandha l-bidu tagħha propju f'dawn iż-żminijiet meta l-Apostli ewlieni fosthom Pietru ħass il-bżonn li jsejħu lil dawn id-djakni sabiex jgħinu lill-fqar. Tul iż-żmien il-Knisja pruvat tistitwixxi allura din l-elemozinerija, din l-istruttura li permezz tagħha il-papiet bil-mod il-mod bdew jgħinu lill-foqra ġewwa Ruma, fil-belt ta' Ruma, mbagħad aktar tard anki barra minn Ruma. Interessanti ngħidu li il-papiet fil-bidu kienu jinqdew anke bil-familjari tagħhom stess sabiex jgħinu lill-fqar. Kienu propju aktar tard fl-istorja tal-Knisja madwar 900 sena ilu li l-papiet bdew bil-mod il-mod jorganizzaw din l-Elemozinerija Apostolika permezz tal-papiet. Interessanti mbagħad li aktar tard, aktar qrib tagħna, kien propju il-Papa il-Jun 13 li iddelega lill-persuna responsabbli minn din l-Elemozinerija, dak li aħna llum insejħulu l-Elemozinier, sabiex jikkonċedi f'isem il-Papa il-barkiet apostoliċi, jew kif huma aktar magħrufin forsi anke mit-telespettaturi bħala il-barkiet tal-Papa. Papa Leon 13 ħass il-bżonn li jara kif ħajġib aktar fondi sabiex ikollu aktar flus, donazzjonijiet sabiex kun jista' jgħin lil dawn il-foqra u lill-emarġinati. Fil-bolla ta' Innoċenz III 1198-1216, l-Elemozinerija tissemma bħala uffiċċju diġà eżistenti.
Diciamo il compito dell'elemosineria è appunto quello di compiere gesti che siano segni della carità del Papa, dell'attenzione. Non vogliamo risolvere i problemi del mondo, non possiamo, però vogliono, nei gesti che compiamo, in quello che facciamo, davvero far sentire che il Papa è vicino alle persone, agli ultimi, ai bisognosi. E quello che facciamo è un segno in tante attività. La parola elemosina deriva da una parola greca che significa misericordia. Ed è bello questo. In un'udienza Papa Francesco aveva detto che l'elemosina deve esprimere tutto quello che è la misericordia. La misericordia ha 1000 vie, 1000 modalità, e così è l'elemosina. E così anche il nostro ufficio. Potremmo dire proprio che questa immagine. In tanti modi tentiamo di esprimere la misericordia, che è la misericordia di Dio che passa attraverso gli uomini, che è un segno della carità del Papa. E abbiamo davvero tante espressioni. C'è una carità che diciamo, e quello che mi piace sottolineare è quella che è silenziosa, che non fa rumore. Da sempre, come le dicevo, c'è l'attenzione dei papi, da sempre c'è questa attenzione concreta, cioè che si tocca, una carità che si tocca. Il cardinale elemosiniere piace sempre dire che noi siamo un po' un pronto soccorso della carità, e anche nelle attività che lui poi ha iniziato, che poi parliamo, gli piace dire quello, che deve essere veloce, concreta, deve raggiungere le persone. Ed è appunto così, tante volte in piccole cose, nel silenzio, piccoli gesti che sono una carezza. Ecco, piace definirla così la carità del Papa, una carezza. L-ewwel Papa li organizza l-Karità Apostolika kien il-Beatu Gregorju 10, 1271-1276, li stabbilixxa l-attribuzzjonijiet tal-elemosinier. Anke Alessandru V, bolla tal-1409, irregola l-formalitajiet u regoli tal-elemosinerija li dejjem wetqet ix-xogħol tagħha bis-saħħa tal-kontinwità tal-Pontifiċi Rumani. L-elemosinier tal-Qdusija tiegħu il-Papa għandu d-dinjità tal-Arċisqof. Illum huwa saħansitra kardinal. Jifforma wkoll parti mill-familja pontifiċja u bħala tali jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi u l-udjenzi uffiċjali tal-Qdusija tiegħu il-Papa. C'è stata l'attenzione anche in questi ultimi anni, in modo particolare ai poveri e senza tetto, agli emarginati che girano intorno a San Pietro, come in tutte le città del mondo girano attorno ai posti principali, qui intorno alla Basilica, alla Casa del Papa. Abbiamo tante iniziative, si è iniziato con un dormitorio per uomini, proprio per accogliere tante persone che dormivano sotto il colonnato, e ancora ce ne sono. Abbiamo fatto delle docce, dei bagni sotto il colonnato, una barberia anche per loro, 3 ambulatori che tanti giorni della settimana accolgono gli ultimi, queste persone che a volte non hanno neanche l'assistenza sanitaria in Italia. Abbiamo ancora un palazzo che poteva essere un albergo a 5 stelle, proprio qui vicino, Palazzo Migliori, ed è stato destinato anche qui all'accoglienza diurna e notturna dei senza tetto. Ecco, tante iniziative di questo genere proprio per andare incontro. Non risolviamo, mi piace, non risolviamo quello che è la povertà, però diventa un segno, tante volte diventa anche uno stimolo per gli altri. Vedere che il Papa mette le docce proprio a casa sua, ecco, ha stimolato, e questo sì, tante parrocchie, anche in tante altre diocesi, l'attenzione per gli ultimi, magari nel fare le docce, nel fare le mense. Quante volte il cardinale andava, adesso prima della pandemia, anche alle stazioni a portare i pasti, si preparavano 250 pasti per i poveri, in situazioni che non sono normali, non possono essere normali. Però era anche quello un segno di andare incontro, e veramente anche la città di Roma ha un volontariato che è bello, che è grande, che è generoso.
Il-pontifikat tal-Papa Franġisku għad jibqa' magħruf bħala l-pontifikat tal-ħnina u li tant kien viċin il-batut. Naħseb it-telespettaturi mhux l-ewwel darba li semmew bil-barkiet tal-Papa li ġeneralment jintużaw b'mod partikolari fiċ-ċelebrazzjonijiet tas-sagrament taż-żwieġ u anki fl-anniversarji taż-żwieġ u anki fl-ordinazzjonijiet saċerdotali u fl-anniversarji tal-ordinazzjoni saċerdotali hija din il-pargamena li permezz tagħha li l-mużenier iwassal din il-barka apostolika, il-barka tal-Papa. Però rridu nagħmlu attenzjoni u niċċaraw ftit li bl-ebda mod il-flus li jingħataw, id-donazzjonijiet li jingħataw sabiex wieħed jikseb din il-pargamena bl-ebda mod wieħed ma huwa qed jixtri il-barka apostolika jew il-barka tal-Papa. Dawn id-donazzjonijiet li jingħataw lill-Mużenerija sabiex wieħed jikseb din il-barka jintużaw l-ewwel qabel kollox biex ikopru l-ispejjeż tal-pergamena. Imma aktar minn hekk jintużaw sabiex il-Papa jkollu aktar donazzjonijiet sabiex ikun jista' jagħmel il-karità. Allura nistgħu ngħidu li tul is-sekli l-Mużenerija Apostolika kienet dik lit tal-Papa li testiża tal-Papa li permezz tagħha is-suċċessur ta' Pietru seta' jagħmel il-karità ma' dawk l-aktar emarġinati. Posso darle dei numeri, che è un po' antipatico dirli, ma i numeri a volte esprimono. Cioè, nel 2020 siamo riusciti a dare anche più di 5 milioni di euro in tanti piccoli interventi, che sono interventi che spaziano, abbiamo fatto quasi 13.000 interventi se vogliamo contarli, che vanno da tante famiglie o tante persone singole che scrivono al Papa. Scrivono al Papa, ci mandano a noi una lettera, scrivendo direttamente al Papa, in cui noi vogliamo che ci sia anche un'attestazione della parrocchia e noi diamo poi un sussidio a queste persone, un piccolo aiuto, un piccolo segno che non risolve, però come dicevo è una carezza anche questa e le mandiamo attraverso le parrocchie, soprattutto qui in Italia. Mandiamo dei piccoli aiuti e quotidianamente arrivano centinaia di domande. Ecco, questo è proprio uno che abbiamo fatto ieri. Arrivano le domande di questi poveri che accompagnano con la lettera del parroco, che esprimono il loro bisogno, la loro necessità. A volte non riescono a pagare le bollette, non riescono a pagare una rata di un mutuo, non riescono a mangiare, famiglie che non hanno alcun reddito, che non possono venire veramente, hanno bisogno. Ecco, e noi attraverso le parrocchie, attraverso le associazioni mandiamo a tutti un piccolo contributo, un piccolo aiuto che poi il parroco può gestire, aiutare nel modo migliore con loro. Questa è l'attività diciamo quotidiana che è tanta, perché ripeto centinaia di lettere arrivano tutti i giorni. Poi anche all'estero diamo degli aiuti. Lo facciamo sempre attraverso però le nunziature. Le nunziature sono le ambasciate, potremmo dire così, che c'è praticamente in tutte le parti del mondo, che ci segnalano piccoli progetti di carità che possono essere una mensa, un orfanatrofio, un dormitorio, un ambulatorio, che vogliono realizzare e attraverso di loro diamo un contributo chiaro, più sostanzioso di quello che diamo per le singole famiglie o le singole persone, per realizzare questi piccoli progetti anche qui di carità. E in questi mesi, in questi ormai più di un anno, le nunziature sono diventate importanti soprattutto per quei paesi poveri che, colpiti dalla pandemia, necessitano veramente di tutto. E oltre a questi 5 milioni che ho detto, ma tanti altri milioni che si sono stati dati attraverso donazioni di ventilatori polmonari, li abbiamo mandati veramente, e sono costosi, li abbiamo mandati
in tutte le parti del mondo. Ci chiedevano le medicine. In alcuni stati è colpito addirittura neanche l'antibiotico riescono ad avere, e ci supplicavano di avere, e attraverso le nunziature, attraverso il nostro corriere diplomatico che abbiamo utilizzato questo, che è un buon corriere quando può portare la carità, anche tutte queste piccole cose, dispositivi sanitari, medici, mascherine, cose che magari per noi è forse anche semplice avere, ma dove non c'è nulla, anche un antibiotico, un'aspirina diventa un salvavita. E veramente abbiamo dato tantissimo, e soprattutto abbiamo avuto anche tante persone generose. La generosità è tanta, quando si dà non manca. Noi non sono mai mancati soldi, mai mancate donazioni, anzi sembra che più abbiamo dato, più le casse si svuotano e più arrivano donazioni. E adesso, oltre a questi dispositivi, stiamo anche cercando di aiutare le campagne vaccinali nei vari stati più poveri. Quando ci segnalano, quando è possibile, ecco, mandiamo dei buoni contributi perché soprattutto possano giungere alle persone ultime più povere che, come sempre, sono quelle meno considerate. F'dan ir-rigward ta' min jinnota li l-ispejjeż indikati għall-loti tal-barka papali jirreferu biss għad-diploma, għall-ispejjeż, għall-preparazzjoni u l-konsenja tagħha u għall-kontribuzzjoni għall-karità tal-Papa. Idħul kollu li jasal għand l-uffiċċju tal-Karità Papali, jew kif inhi magħrufa aħjar l-Elemożinerija Apostolika, speċjalment bħala offerti għar rilaxx tad-diplomi tal-Barkiet Papali, huwa kompletament devolut għall-karità. Li dan l-istess uffiċċju jeżerċita direttament lejn il-bżonn, li kuljum jgħin fil-bżonnijiet tagħhom lil-fqar u bekk jidher l-intervent ta' ħniena tas-suċċessur ta' Pietru. Il-Papa Franġisku jagħti istruzzjonijiet lil kardinal responsabbli mill-uffiċċju tal-karità tiegħu, l-eminenza tiegħu Konrad Krajewski, jew Don Corrado kif jippreferi li jissejjaħ, li l-missjoni tiegħu mhix fil-kurituri tal-Vatikan imma fit-toroq tal-Belt Eterna jgħin lil foqra. Fil-bidunet tal-missjoni tiegħu bħala Elemożinier Apostoliku, il-Papa Franġisku qallu li hu qatt mhu se jkun isqof bil-qiegħda f'uffiċċju. U għalhekk Don Corrado kull lejl joħroġ mill-Belt tal-Vatikan biex jgħin lil dawk fil-bżonn. Il-kont bankarju tal-Uffiċċju tal-Karitajiet Papali jimtela u jitbattal fi ftit jiem. Qabel l-aħħar mill-it li għadda, kważi 400,000 euro ħarġu minn dan il-kont biex jitħallsu kontijiet u kirjiet għal familji f'xifer l-iżgumbrament. Minnaħa l-oħra, il-Papa Franġisku kien għamilha ċara lil Kardinal Krajewski. Irridu nkunu kuntenti meta l-kont ikun vojt. Il-Kardinal Krajewski huwa bħall-estensjoni tal-lid tal-karità ta' Jorge Mario Bergoglio li ma jistax jibqa' jmur personalment fost il-foqra bħal meta kien għadu Arċisqof ta' Buenos Aires. Ciao Padre Conrad! Grazie per tutti cosa tu hai fatto per noi, Dio di Benedetta. Adesso un anno l'ha scritto Lucy, se sei te, noi non ce l'ha vita, guarda tutti famiglia, c'è un'altra 2 nipotini. Grazie, noi ti voglio bene, tu sei come il nostro papà, bambini, saluta. Ciao! Don Corrado jiġbor id-donazzjonijiet, iqassam l-għajnuna, isuq kull lejl bi ftit voluntiera, inkluż xi gwardji Svizzeri. Il-Papa kien wissieħ fil-ħin tal-ħatra tiegħu, qatt ma tkun skrivan isqof. Biex jiġbor il-flus ivvintaw wkoll lotteriji papali. Din is-sena ninsabu fit-tielet edizzjoni tar-Refil. Il-Papa jiġbor ir-rigali kollha li jirċievi matul is-sena. Biljetti jinbiegħu fix-xahar ta' Diċembru bħal pastizzi, għax in-nies jafu li l-flus imorru fil-fond tal-karità tal-Papa li jmexxi Don Corrado.
Io sono tanti anni che sono qui adesso, tanti anni perché mi hanno indicato qui, però piano piano ho cominciato anch'io ad amare sempre di più quello che facevo, a scoprire la carità, che è una parte che deve diventare davvero importante nel cuore di ogni cristiano. Non possiamo dirci cristiani se non abbiamo un'attenzione, ognuno poi nel suo modo, nel suo lavoro, in quello che fa, verso gli ultimi. L-istess jiġri midħul mill-bejħ tal-parċmini tal-barkiet apostoliċi li jġibu madwar 250,000 euro fil-kaxxa kull sena. Ħafna aġin, żejt, ta' dam imqaxxar, ħalib u gallettini jitilqu mill-Vatikan u ħafna drabi jitwasslu għand l-immigranti li jikkampjaw f'Tiburtina f'Ruma jew għand l-okkupanti taċ-ċentru Baobab li fihem immigranti Etjopjani u Eritrej. Don Corrado ma jħobbx jidher fil-pubbliku b'dak li jagħmel kuljum favur il-fqir u l-batut. Qatt ma jagħti intervista lil xi ġurnalist li jaqbdu f'xogħlu bil-lejl. U jgħid li jagħmel hekk għax mhux fl-istil tal-Vanġelu li joqgħod jiddandan bl-operat tiegħu. Ma ninsew qatt kliem Ġesu li tul ħajtu kien iwissi li meta wieħed jagħmel karità, lid tax-xelluk ma tkunx trid tafx qed tagħmel lid tal-lemin. Xi kultant lanqas jaċċetta flus minn persuni li jiddandnu bli jkunu qed jagħmlu. Ħafna drabi jispjegalhom li l-karità ma tħares fil-wiċċ tal-batut u li l-flus ma jingħatawx biex wieħed iraqqat il-kuxjenza tiegħu. Dan mhux dak li jistenna minna l-Vanġelu. Grupp ta' Amerikani li kienu qed iżuru l-Vatikan żaru lil Don Corrado sabiex jagħtuh somma interessanti ħafna l-karità. Xtaqgħu jiffinanzjaw xi showers fejn setgħu jinħasslu kuljum il-fqar tad-dintorni Vatikani. Għalhekk utuhom parir biex dawn l-ewwel imorru jduru dawra mal-Vatikan biex jaraw bajnejhom, imorru jaraw u wara jixtru u jġibu din il-faċilità biex tkun tista' tibda topera. Dan il-proġett irinexxa. Dawn ix-showers taħt il-kolonnat tal-Bernini jinħasslu fihom aktar minn 150 ruħ bla dar u b'kollox 4,500 persuna jużaw dan is-servizz tal-elemozinerija kull xahar. L-elemozinerija apostolika ma taċċettax biss flus, iżda wkoll xampus, żraben ġodda, affarijiet tal-ikel u affarijiet oħra li jirrelataw mal-persuni fil-bżonn. Minn żmien għal żmien, il-Papa wkoll jintervjeni personalment ma' dawn in-nies fil-bżonn. L-attività tal-barbiera u s-servizz tax-xara nisa huma wkoll fl-aqwa tagħhom f'xi wħud mill-kmamar bi switi showers taħt il-kolonnat. Kollox huwa b'xejn, inkluż ix-xogħol tal-barbiera u tal-parrukkiera li huma voluntiera, karità fis-servizz tal-foqra, xogħlijiet moderni ta' ħniena korporali li ħafna iddeċidew li jwettqu. Bħal barbier li jiġi mill-Kalabria, żewġ tiljieli fuq il-ferrovija darba fix-xahar biex jibqa' l-ġurnata kollha jaqta' x-xahar u jqaxxar il-leħja lil foqra ta' San Pietru li idejhom jinbidlu fl-estensjoni ta' dawk tal-Papa Franġisku. B'hekk, somma wara l-oħra l-Uffiċċju tal-Karità Papali beda jiġbor figuri importanti li ppermettew il-bidu ta' xi servizzi għajnuna konkreta ta' karità lil dawk fil-bżonn. Meta snin ilu l-Papa Franġisku kien iltaqa' ma' rappreżentanti ta' Caritas Internationalis, kien spjegalhom li l-karità mhix servizz sterili jew sempliċi offerta biex issikket il-kuxjenza tad-donatur, imma it-tannieqa ta' Alla l kull bniedem, speċjalment għal dawk li jiġu l-aħħar fis-soċjetà u anke għas-sofferenti. Il-ħniena mhijiex pillola ta' paċifikazzjoni għall kuxjenza tagħna, imma trid tinvolvi l-qalb, ir-ruħ u l-bnedmin kollha, għax tagħmlek taqsam u tgħix mal-foqra u għall-foqra. Ma nistgħux nitkellmu dwar il-karità u ngħixu fil-lussu, jew norganizzaw forum dwar il-karità li biex torganizzah taħli tant flus għal xejn, peress li l-karità mhix sentiment ta' ħniena biss, imma hija l-laqgħa esperjenzali ma' Kristu. Din il-ġrajja ġrat xi snin ilu. Għall-istaġib tal-mestidnin wara li spiċċa x-xogħol tas-sinodu, il-Papa Franġisku żar id-dormitorju l-ġdid ta' dawk bla saqaf fuq rashom
u li kien inawgurat f'dawk il-jiem mill-Elemozinerija Apostolika Via dei Penitenzieri, fil-bini magħmul disponibbli mill-Kurja Ġenerali tas-Soċjetà ta' Ġesu. Kien mument ta' emozzjoni kbira, żjara assolutament sorpriża għal dawk il-persuni li jgħixu fil-periferija tas-soċjetà moderna. Il-Papa ġie milquh mill-elemosinier Don Corrado, mill-Prepostu Ġenerali tal-Ġiżwiti, Patri Adolfo Nicolas, u mit-tliet aħwa nisa li jwettqu s-servizzi tagħhom flimkien mal-volontira. It-30 persuna mistiedna tad-dormitorju laqgħu lill-Papa bil-ferħ, l-aktar Taljani, ringrazzjawh għax fl-aħħar għandhom sodda fejn jorqdu. Ridu jirrakkontaw l-istejjer tagħhom, talbu ħanke sabiex iberikhom. Il-Papa Franġisku sellmilhom b'affezzjoni kbira, kellimhom u berikhom wieħed wara l-ieħor, u għal kull wieħed kellu kelma ta' kuraġġ, simpatija u qrubija. Rid jara l-istruttura tad-dormitorji kollha personalment. Iż-żjara tiegħu damet madwar 30 minuta. Io non mi accontento mai, e questo è un mio difetto, ma credo che è anche una cosa bella. Facciamo tanto, però credo che non bisogna mai accontentarsi di quello che si fa, soprattutto nella carità. I poveri ci sono, ci tendono la mano e tendono la mano al Santo Padre. Id-dormitorju li jġib l-isem tar-rigal tal-ħniena jinsab ħdejn l-Isptar Santo Spirito u nfetaħ fis-7 Ottubru 2015. Il-jum li fih il-liturġija tfakkar il-Verġni Mbirka Marija tar-Rużarju. Il-Papa Franġisku ringrazzja lill-Ġiżwiti tal-li ħadu għal qalbhom l-istedina tiegħu, indirizzata lil kulħadd biex isegwu nies f'diffikultà billi allokawlhom postijiet u riżorsi. L-istruttura tista' takkomoda sa 34 raġel għal-lejl u hija ġestita mis-sorijiet ta' Madre Teresa ta' Kalkata bħal dawk li diġà jeżistu f'Via Rattazzi, fl-Istazzjon Termini u f'San Gregorio al Cielio. Ix-xogħlijiet ġew iffinanzjati kollha mill-Elemozinerija Apostolika, jiġifieri mill-Uffiċċju Papali minn fejn il-fqir jiġi mejjun. Ħafna drabi il-flus ġew jew mix-xiri tal-parċmini, il-barkiet tal-Papa, jew inkella mill-ġenerożità taċ-ċittadini. L-ewwel il-foqra ħeġġeġ il-Papa Franġisku fl-ewwel Angelus ta' Wissu 2014. Huwa jgħid u jispjega li l-bżonnijiet tal-foqra għandhom jitpoġġew quddiem il-prijoritajiet l-oħrajn kollha. U għalhekk l-enfasi tiegħu kien għamilha f'ħadd qabel l-istaġun tal-vaganzi. Tfisser li l-foqra ma jintesewx anke meta l-onja jmorru jistrieħu. F'dik l-okkażjoni il-Papa osserva: Ġesu jallimna npoġġu l-bżonnijiet tal-foqra quddiem tagħna. Il-bżonnijiet tagħna, anke jekk leġittimi, qatt ma jkunu urġenti daqs dawk tal-foqra li m'għandhomx il-bżonnijiet biex jgħixu, m'għandhomx minn fejn jieklu jew jilbsu, m'għandhomx il-possibilità li jkollhom mediċina l uliedhom li ma jistgħux saħansitra jmorru l-iskola. Hemm ħafna ġrajiet li juru ħaġa waħda: il-qrubija ta' dan il-Papa mal-foqra u l-bżonn bħal meta ta' donazzjoni ta' ambulanza li kienet fdata lil karità apostolika favur l-ifqar b'mod partikolari dawk bladar li jgħixu d-diffikultajiet tagħhom ta' triq u li qed ifittxu kien ħdejn il-Vatikan jew fix-shelters fil-kapitali. Din l-ambulanza ser tappoġġja l-inizjattivi l-oħrajn ta' assistenza medika tal-Karità Apostolika issa attivi għal xi snin, bħal dik tal-klinika mobbli prinċipalment użata biex iġġib kura lill-ifqar u l-aktar emarġinati fis-subborghi ta' Ruma. L'ambulatorio è nato dall'esperienza di un'associazione di medici, la Medicina Solidale, che opera dal 2004 a Roma a favore delle popolazioni vulnerabili, per restituire a tutti il diritto alla salute e ridurre, contrastare le diseguaglianze in termini di diritti alla cura. Nel 2015 abbiamo incontrato il Cardinal Krajewski, era il Giubileo della Misericordia, e gli abbiamo fatto una richiesta, se poteva darci un'ambulanza per andare a visitare le persone che si trovavano in strada
o in baracche o in palazzi occupati nell'estrema periferia di Roma. E con grande gioia, diciamo così, abbiamo avuto questo dono da parte del Santo Padre del suo poliambulatorio mobile, che ci ha permesso appunto di incontrare tutte le persone più fragili, particolarmente donne e bambini, che non accedevano alla cura. Solo in quell'anno abbiamo potuto visitare 2500 persone. La maggior parte erano migranti in transito, persone che rimanevano sul territorio nazionale 48-72 ore per poi sparire. Jew dik tal-Klinika Madre di Misericordia taħt il-kolonna tal-Bernini. Imma kif twildet din il-klinika? Subito dopo l'esperienza del camper, Padre Conrad ci ha accordato uno spazio di ambulatorio proprio nel colonnato del Bernini, inizialmente con un'apertura una volta a settimana, poi queste aperture sono diventate 2, poi 3, adesso sono 4. Assistiamo 3.800 persone che provengono da 95 nazionalità differenti, tutti i continenti rappresentati. Per l'ingresso in ambulatorio non c'è nessun impedimento, la porta è sempre aperta. Non sono necessari documenti, è tutto gratuito. Ci sono molti medici, anche specialisti, oltre alle visite e agli esami diagnostici. Grazie alla carità del Santo Padre e all'intervento dell'elemosineria, noi possiamo dare i farmaci per il periodo di cura. I farmaci che non abbiamo presso l'ambulatorio, le persone li possono ritirare nella farmacia del Vaticano con un ricettario che porta un timbro che ci è stato regalato dal Santo Padre, e come tutti i cittadini possono andare lì a prendere i farmaci necessari. Il-paramediċi li jivvolontarjaw fil-klinika tal-Papa għall-ifqar fost il-fqar m'għandux ikollhom biss doti ta' kompetenzi mediċi iżda wkoll. All'interno dell'ambulatorio sono presenti diverse figure. I medici specialisti, gli infermieri, le ostetriche, i farmacisti, personale d'accoglienza. Tutto è finalizzato ad accogliere la persona e quindi a rispettare ciascuno che entra nell'ambulatorio senza nessuna differenza rispetto all'età, nazionalità, condizione di vita. Quindi il primo requisito di questa diaconia è l'accoglienza, perché in ciascun povero è presente Gesù stesso che ci viene a trovare. Ero malato e siete venuti a visitarmi. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, nudo e mi avete vestito. Gesù ci viene a trovare in ciascuno di loro e per noi è chiaro che il servizio al povero è un servizio a Gesù presente in loro nella storia. Questo servizio è un servizio dell'elemosineria apostolica, quindi è un servizio per la carità del Papa, e ciascuno di noi è consapevole di questa responsabilità e cerca di fare al meglio, no? Affiancando alla competenza medica anche quella relazione di rispetto verso la persona e di accoglienza non giudicante. Din il-klinika tal-Papa tajn li l-kull min jitlob l-għajnuna u ma tagħmilx differenza bejn kattoliċi jew le. Sì, assolutamente, sostiene tutte le organizzazioni del volontariato, sia quelle cattoliche che non cattoliche, proprio perché è il povero come presenza di Gesù che l'elemosineria vuole servire, e Gesù bussa alle porte di chiunque. Dan joffri l-ewwel intervent mediku lil persuni bla dar jew persuni mingħajr kura tas-saħħa u li komplet tipprovdi servizz anke matul il-perjodu twil ta' lockdown għall-emerġenza COVID-19.
Qui noi durante il Covid, quindi dall'inizio dell'emergenza, abbiamo svolto dei tamponi, sia tamponi molecolari che tamponi rapidi, che in un tempo successivo i vaccini offerti dal Santo Padre per le persone che non avevano la possibilità di avere un controllo dell'infezione tramite il tampone oppure avere il vaccino presso altre sedi. Quello che abbiamo fatto è stato già dai primi mesi della pandemia, quindi da marzo-aprile del 2020, iniziato a fare un controllo dell'infezione. Abbiamo fatto questi tamponi che hanno permesso l'accesso alle persone ai dormitori e hanno permesso di identificare quei casi che altrimenti non sarebbero stati identificati e quindi avrebbero avuto difficoltà e avrebbero portato un aumento dell'infezione anche nei loro contatti. Dal mese invece di gennaio del 2021 abbiamo iniziato a vaccinare con l'elemosineria apostolica alcune persone, alcuni poveri, e successivamente abbiamo aumentato questo numero fino a 3.000 persone. Din il-klinika hija waħda mill-istrumenti li l-Papa Franġisku juża permezz ta' l-elemosinerija apostolika. Nella nostra struttura abbiamo dei medici specialisti, abbiamo dei medici generici, abbiamo degli infermieri, abbiamo degli operatori sanitari e tramite il lavoro di tutti riusciamo a aiutare queste persone nel controllo appunto dell'infezione da Covid. Riceviamo circa 40-60 persone ogni giorno che ci chiedono il tampone per diverse ragioni, perché sono sintomatici, perché hanno avuto dei contatti con delle persone sintomatiche o persone positive, o semplicemente perché devono accedere a un dormitorio e quindi non avrebbero modo di accedere senza il nostro tampone. Non sanno dove farlo perché non possono permettersi di pagarlo, nelle strutture pubbliche hanno difficoltà di accesso perché non hanno la tessera sanitaria, non hanno documenti, e qui invece trovano possibilità di farlo immediatamente e di avere quindi l'accesso e dormire una notte in meno per strada. Fl-aħħar xhur din il-klinika bdiet toffri anke s-servizz tal-analiżi tad-demm wara li nxtara makkinarju sabiex il-fqar qed ikunu kkurati aħjar. Anke għal fatt li t-tobba qed ikunu jistgħu joffrulhom il-mediċina li għandhom jieħdu sabiex ikunu kkurati aħjar. L-elemosinerija apostolika ma tieħux biss ħsieb il-fqar taħt il-kolonnat tal-Bernini, iżda wkoll fil-periferija ta' Ruma. Min jivvolontarja f'din il-klinika? Kemm il-fqir jikkonkorri fl-istess klinika? È importante anche considerare quello che viene fatto dalle strutture dell'ambulatorio, quindi dell'elemosineria, fuori dai confini dello Stato Vaticano. Molto spesso con il Cardinal Krajewski andiamo nelle periferie romane. Recentemente siamo andati in una struttura delle suore di Madre Teresa che aveva accolto dei bambini afghani e abbiamo fatto i tamponi a questi bambini per permettergli di terminare la quarantena e finalmente uscire. Non c'era nessuno che poteva fare questi tamponi perché i bambini non avevano nessun documento, erano bambini abbandonati nell'ospedale dei bambini di Kabul, sono venuti tramite ponte diplomatico in Italia, sono stati accolti dalle suore, le suore però non avevano nessun documento, quindi non avevano la possibilità di fare questi tamponi altrove. Siamo andati con il Cardinal Krajewski e abbiamo fatto in sede questi tamponi. E come questo tante altre missioni fuori dai confini dello Stato che ci permettono di andare incontro alle persone che richiedono necessità. Ħafna drabi matul is-sena, il-Papa jorganizza anke kliet lil foqra tiegħu u jospithom f'xi sala fil-Vatikan. Dan l-aħħar, is-sħana li għamlet f'Awwissu ma ħallitux kwiet. X'għamel? Ġie lill kollaboraturi tiegħu f'din l-entità tal-karità fil-Vatikan sabiex jixtru eluf ta' ġelati u jtuhom lil priġunieri fiż-żewġ ħabsijiet Rumani, dak ta' Reġina Ċeli u dak fit-tarf ta' Ruma ta' Rebibbja. Jew inkella meta l-Papa stieden ammont ta' fqar sabiex iżuru mużewijiet Vatikani. Anke meta ġie organizzata lihom kunċert fil-Belt tal-Vatikan. Queste sono state due iniziative
che abbiamo portato avanti noi, il Papa ci ha chiesto. Due belle iniziative, all'inizio un po' del mandato del Cardinale Krajewski, e il Papa, io ricordo che c'ero proprio quando siamo stati nella Cappella Sistina, che ha detto che abbiamo portato 150 poveri a visitare un po' di musei e la Cappella Sistina. Poi il Papa ha fatto la sorpresa che è venuto lui personalmente, e le parole che ha detto e che richiamo ancora un'altra volta è stato proprio questo: questa è una carezza, questa è casa vostra, è casa di tutti. Ecco, e il concerto sono iniziative che potrebbero apparire così un po', ma sono gesti belli in cui alle persone non si dà solo la moneta, ma bisogna dargli la dignità. E la dignità e la carità è anche non solo un pasto, ma è anche dargli la cultura, dargli qualcosa di bello, qualcosa di grande. Bisogna ridare dignità ai poveri. E queste sono state iniziative che hanno stati segni, che poi sono stati ripresi, non solo da noi, ma anche fuori, anche tante altre iniziative di questo genere, anche il concerto, offrirlo per loro, in cui loro erano ai primi posti. I cardinali, papi erano dietro, i primi posti erano occupati da loro. Dagli la dignità che nella Chiesa loro occupano i primi posti. Wara l-elezzjoni tiegħu għall-Ministeru Petrin, Papa Bergoglio mill-ewwel qal li rid knisja fqira għal foqra. U l-linja avvanzata ta' din il-knisja tinsab fl-operat ta' l-elemozinerija apostolika tiegħu. Meta wieħed iżur l-elemozinerija apostolika fil-Vatikan, wieħed ma jistax taħrablu l-istatwa ta' fqir li fuq saqaj għandu l-marki tal-pjagi tal-Feddej. X'simbolizmu fiha din l-istatwa? Ecco, le persone che entrano trovano questa statua. È una panchina in bronzo, è un'opera di un artista canadese. È una persona, un senza tetto che è steso su una panchina. Ed è il segno subito che ci dà della povertà, della persona emarginata, ultima, abbandonata, sola. Però se ci facciamo caso, ha il volto coperto da un velo e nei piedi si vedono i segni dei chiodi. E subito ci porta l'immaginazione a dire che è Gesù. Ed è bello lì perché anche proprio Papa Francesco ci ricordava: solo toccando le piaghe dei poveri possiamo toccare Gesù ancora oggi. E lo tocchiamo così. E poi c'è un'altra cosa che è bella. Uno sembra che il personaggio sia spostato. C'è uno spazio sulla panchina. È lo spazio che dobbiamo occupare tutti noi. Dovremmo imparare a sederci. Adesso con l'immaginazione, simbolicamente, a sederci accanto al povero. Dobbiamo imparare a toccarlo. E solo condividendo qualcosa di noi, che non è solo i soldi, ma a volte può essere un sorriso, una buona parola, una persona che incontriamo, un sostegno. Tocchiamo la carne di Gesù. Il-Papa Franġisku josserva mill-qrib u jsejjaħ lil Don Corrado kważi kuljum biex isir jaf kif sejrin l-affarijiet. U jibatlu l-flus kif ukoll struzzjonijiet speċifiċi, bħal meta xtara 200 sleeping bag għal persuni bla dar. Darb'oħra iddeċida li jagħti l-umbrella l-minsija mill-viżitaturi tal-mużewijiet tal-Vatikan lil dawk bla dar. Xejn stramp, xogħlijiet konkreti ta' ħniena biss. Il-Papa Franġisku iħobb jirrepeti li l-moralizmu ma jsalvanix. Issalvana biss il-karità li nagħmlu ma' dawk fil-bżonn. Iħobb ifakkar ukoll il-Vanġelu jindikalna li Ġesu jinstab f'kull fqir, f'kull persuna fil-bżonn. Il-Papa Franġisku jgħid ukoll li jekk il-Kristjaneżmu kollu ma jwassalniex għat-triq tal-ħniena, allura inkunu żbaljajna r-rotta, għax il-ħniena għandha tkun in-nifs ta' kull spiritwalità. Għax il-ħniena mhix xi dimensjoni bejn oħrajn imma għandha tkun iċ-ċentru tal-ħajja Kristjana. Ma hemmx Kristjanità mingħajr il-ħniena.
Għalhekk, il-viżjoni tal-Papa Franġisku anke blajnuna ta' Don Corrado u qatt ta' kollaboraturi oħra u li jbiddel il-Belt tal-Vatikan f'ċittadella tal-ħniena u l-karità.